felicità negli occhi di chi non l'ha. La creatività di giovani e giovanissimi, come in questo caso studenti che propongono i loro bozzetti grafici, anche qui c'è un riconoscimento anche economico. La presenza impreziosisce questa 37esima edizione. Subito voglio chiederti una cosa, dietro c'erano i ragazzi che sentivo... Se l'emozione più grande, o se ce n'è una che per te è più grande, è aprire il concerto. Perché sei essere speciale. Tra il piano e le lezioni di canto e le partite con gli amici vista alla TV. Tempo, tra queste mura avevo ancora tempo. Per anni l'ho cercato inutilmente in ogni dove. In realtà credo che oggi in Libia in generale siamo molto disattenti, ma non lo dico. Per esempio qui c'è Malario che fa un ottimo lavoro sui giovani, erano. Io ho lavorato per 10 anni a Radio DJ, so esattamente che cosa significava trovare degli artisti e lanciarli. Oggi si va un po' più sul facile, si cerca di mettere le cose che funzionano, perché è quello che vuole il pubblico. Grazie allora. Grazie a te. Grazie. Buon lavoro alla giuria. Giorgia, se sei d'accordo io continuo con la gara intanto, va bene? Pure. Vado con il prossimo cantante in gara, André Di Foggia. C'è qualcosa? Stasera... C'è una parte del cuore che fa rima con te. Più profonda di te e la tua anima si rasserena perché le stai dando attenzione. Così non hai più bisogno di inviarti dolore al cuore. Così il tuo cuore non... Sentito preparazione, però la cosa che deve arrivare è davvero questo, quel brivido, quella sensazione, quell'accapponare la pelle che ti fa capire che sei veramente qualcuno che ce la può fare. Ma loro ce l'hanno fatta tutti quanti, per il fatto di essere qui, perché questa sera non c'è chi vince. Presenza scenica, voce e rapporto con i musicisti che accompagnano, perché stasera i ragazzi hanno un'opportunità straordinaria e insomma appunto per essere accompagnati da un'orchestra. Grazie. Susan. Vai, Cosa si prego. tratta? Prego. Chi me lo vuole spiegare? Facciamo proprio un breve sunto, proprio una cosa. Sì, allora noi abbiamo affrontato questo interessante tema, intanto aprendo le porte delle nostre aule e mettendo insieme tutte e tre le nostre classi. Insomma, io ho lanciato il sasso e... Una sfida che ogni anno abbiamo vinciuto. E quindi i sarinchi anche con altri che stanno qui come agenzia regionale Panica Furlana e sono sicuro che faranno anche buone miole che sta. Grazie. In questo momento, Andrea Miro, com'è la tua voce, com'è il tuo modo di cantare? Il cielo è sopra una città e ci nasconde, ci confonde e cambia. Qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar. Il cielo è sopra. Questa città che non dorme mai mi fa sentire
la propria voce. Ed è nato questo bellissimo progetto, che ormai è quasi ultimato, dove ognuno di voi può entrare nel sito. Tante altre persone e tante altre famiglie accanto a loro. È venuto ormai un appuntamento attesissimo ogni anno ai giovani italiani. Sono un po' a metà strada, quindi porto saluto, ringrazio ovviamente, faccio i complimenti perché le parole si sprecano nel vedere. Ti voglio sempre più bene. Senti, perché non facciamo una trasmissione? Io già facevo qualcosa, in radio gli ho detto facciamo una trasmissione. Quali sono, così velocemente, una battuta su quello che è il futuro di questo concorso, di questo festival? Ci dovrà elogiato per il lavoro che stiamo portando avanti, stiamo facendo nel migliore delle nostre capacità. Questo ci... Certamente il momento, ma dov'è finita la melodia di una volta? Dov'è finita? La maledizione assegnato dai giornalisti Silvia Lovicario. Soprattutto in Respect, una Aretha Franklin che non aveva nulla da invidiare. Complimenti ancora. Da dove viene? Essere il più scaricato, con più streaming, il più venduto, e quindi... Un sacco di tempo. È stato difficile perché è difficile, no? Dover giudicare, che parole... Territorio nazionale da ben 18 anni, con sedi a Catania, Roma, Torino, Cagliari, Sassari, Udine, a Londra addirittura, e quindi voi avrete la possibilità di partecipare e di perfezionarvi in questa scuola che offre una formazione non solo sul canto, ma sulla recitazione, sul ballo, insomma una formazione a 360 gradi. Il secondo classificato... Allora, andiamo! Allora, ci siamo! partiamo. Prego. Da questa parte. Ecco la tua grinta, la tua capacità di stare. Partecipanti, complimenti Silvia. Io non so se sbaglio, ma credo che tu abbia vinto proprio perché sei.